Nella gara in cui Ligia Virtus si giocava tutto per la salvezza, i giallorossi non deludono le attese della vigilia e grazie ad una ripresa arrembante e fallendo anche un calcio di rigore nel primo tempo battono una San Cataldese in salute, reduce da 4 risultati utili di fila, di cui 3 vittorie e un pareggio, centrando così 3 punti che permettono di fatto ai barcellonesi di rimanere in Serie D anche per la stagione 2025-2026. La squadra del Longano vuole la vittoria che cerca sin dalle battute iniziali del match, provandoci prima con la punizione di Carullo, sulla quale Dolenti risponde presente, e poi con il cross in mezzo di Calafiore allontanato dalla difesa avversaria. Ospiti che tentano la risposta e al 17esimo un insidioso traversone dalla sinistra di Montaperto viene smanacciato da Costantini, ma al minuto 24 Ligia Virtus la potrebbe sbloccare su calcio di rigore concesso dal signor Moncalvo su Trombino. Dal dischetto però Calafiore si fa ipnotizzare da un super Dolenti. Nonostante l'errore dal dischetto, Ligia non si perde d'animo e al 31esimo solo il decisivo salvataggio sulla linea di porta di Cappello nega alla girata acrobatica di Della Guardia la gioia del gol. Vantaggio che Ligia Virtus trova però nella ripresa quando al minuto 52 il fischietto di Torino assegna ai locali il secondo penalty di giornata su Calafiore, e con quest'ultimo che dal dischetto questa volta spiazza Dolenti facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Per l'esperto centrocampista di casa, che riscatta così il tiro dagli 11 metri fallito nella prima frazione, si tratta della settima rete in campionato, la seconda consecutiva. 5 minuti dopo piove sul bagnato per la San Cataldese che rimane in 10 uomini, doppio giallo per Paladini che commette fallo su Trombino beccandosi il successivo rosso dall'arbitro e la via anticipata degli spogliatoi. Ligea tenta di approfittarne, ma Trombino di testa al 66esimo sull'ottimo lavoro di Pipitone prima, e sempre Trombino 2 minuti dopo, lanciato in contropiede da Pipitone, viene fermato dagli interventi decisivi di Dolenti. Poi al minuto 73 il direttore di gara ristabilisce la parità numerica in campo, mostrando il rosso diretto al difensore igeano maltese per fallo su Bonil lanciato sulla corsia di sinistra. La San Cataldese a questo punto ci crede e per 2 volte conclude verso la porta barcellonese, trovando però un attento Costantini che non si fa sorprendere. Poi al minuto 78 il tecnico di casa Panarelli getta nella mischia Currò al posto di Di Palma e il neoentrato impiega 1 minuto per diventare protagonista del match quando approfitta di un errato disimpegno avversario e dopo aver scartato anche Dolenti in uscita mette in rete, facendo così Ligia Virtus 2 San Cataldese 0, e per Currò, che non segnava dallo scorso 19 gennaio, si tratta del quinto centro in campionato. Nell'occasione si fa male il portiere ospite Dolenti, che deve essere sostituito dal suo secondo Lacagnina. Nel finale barcellonesi ancora in avanti, ma le conclusioni di Ferrigno al minuto 86 e di Currò 1 minuto più tardi non sortiscono l'effetto sperato. Il 2-0 finale consegna dunque a Ligia Virtus la 10ª vittoria, 7ª casalinga del campionato e il punto numero 37 che proietta i giallorossi all'8° posto in classifica, quota 37 punti e a più 8 sulla zona play-out, mentre la San Cataldese scivola al 12° posto e rimane a quota 31 con 2 sole lunghezze di vantaggio sulla bagarre play-out.